supermercati con V. La differenza in evidenza. Oggi stai a lampare. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite ciasilo, campaccia sto cuore vostro, ma via cacedo il posto, ora chi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, rosì dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti sono, o generale ha detto, sceglie che grado. Buon uomo dice presa, te metto in coppa braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Bentornati a tutti i telespettatori di Teledauna per una nuova puntata con Nino Delli che racconta la canzone napoletana. Un saluto a tutti. Allora, siamo pronti per far vedere tantissimi video e tantissime canzoni? Io sto Prontissimo. a disposizione. Prontissimo. Allora, io partirei con una canzone Sì. che so che però non è la tua, non è un'inedita, ma è di Mario Merola. Di Mario Come Merola. si chiama? La canzone è Cent'anni, che D'Alessio e D'Agostino hanno dedicato a Mario Merola. Sì. È una canzone autobiografica per Mario Merola. Sì, sì, sì. Mi dispiace che l'ho incisa anche io. In che A me è senso? stato forzato il fatto. Perché? È perché se è autobiografica per Mario Merola. Si sono messi a cantare tutti. Tutti, i cantanti. tutti l'hanno cantata. Però io vabbè, avrei preferito non cantarla perché è prettamente per Mario Merola. per me. Vabbè, perché tu invece l'hai cantata? Visto che dici che... Me l'hanno imposta. Ah, ti hanno... Chi? La casa discografica? Eh sì, Ah sì, sì, ho capito, quando hai inciso tutte le canzoni di Mario Merola, mi pare, o no, su Sì, sì. un CD, no, sono 2 volumi. 2 volumi, ma dopo che lui è venuto a mancare? No, prima. Ah, molto prima. Molto prima. Ah, molto prima. Perché proprio Merola mi disse di fare questo volume Ah, lui... perché mi avrebbe ospitato ancora a Piazzetta Merola. Ah, sì, 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 sì. Poi è successo il fatto. Purtroppo, vabbè. Allora, in onore di Mario Merola, sentiamo questa Cent'anni, cantata da Nino Delli. Hanno pigliato tutte e due. Stasera da chiariscere una cosa che tanto tempo te volevo dire. Per Napoli ci fatto tutte cose, se non mi riposo non la fa soffrire. Mettila sempre in una canzone, come per 50 anni ha fatto io. E quando incontra chi ne parla male,
quando la sta canzone può capire, si operano proviette vasti cose, per dei 50 anni a fare cantare. Fatica vai lontano, da cartolina appressa di portare, ti serve specialmente in da nottata, quando ti senti su e vuoi tornare, fanno da sole tutti sti consigli, perché nessuno mai darà da me, se vada assai la cartolina, quando in da nebbia forse la cantare, si operano proviette vasti cose, per dei 50 anni a fai cantare. Si va lontano, la cartolina non da scordare, mettetela in coppa cuore, io non mi portai e fui lo dormire da mare. La cartolina è tutta cosa, è mamma, padre, è innamorata, non da scordare per 100 anni, 100 anni, la cartolina è tutta cosa. Bellissima canzone. Sì, dunque questo cantante che sta avendo un sacco di successo, c'è un sacco di successo, molto successo. L'ho fatto conoscere a Napoli per ben 3-4 anni, i primi 4 anni già ha fatto, adesso sta al 6º anno e sta avendo un successo perché Tony Barletta, grazie a me l'ho fatto conoscere tutta Napoli. Sì, me lo raccontavi, anche Mario Merola, l'hai portato da Mario Merola. Da tutti, a casa di Mario Merola. Sì, lo so. Bravo, molto bravo. Pino Mauro Nardi, ho fatto conoscere tutti i cantanti, Zappulla. Adesso, per cui c'è stata l'occasione di fare insieme anche questa canzone. Lui voleva farla per forza con me, è uscita bene. Allora, poi invece possiamo far vedere un'altra canzone. Ah, ecco, vedi, c'è già il video. Come bella stagione.
Com'è bella la stagione, non è bella la stagione, Sì, estiva. o è migliore l'inverno? No, no, è meglio l'estate, è meglio l'estate, sì. Questa canzone è un po' vecchiotta, anni 40 mi pare. Sì, no, più di 40. Io ho rivisto un po' dietro i dischi, è del 1934. Ah, ecco, ancora Sì, più più vecchia. vecchia di poco. Sì, 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 sì. Pisano Falvo Pisano Falvo, gli autori di Guapparia. di Guappari. Questo è un video girato dove? E a Napoli, quando mi chiamarono per fare queste riprese a Napoli, Sì, 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 con una televisione di locale. locale di Era Napoli. Canale 21, che era bianco e nero allora. Ah, no. Questo è E- il 76. Ah, nel 70 non c'era ancora il colore. No. È tratto dall'LP Nasere Maggio, se non ricordo Sì, male. sta Va- nella va Sere bene. Maggio, sì. Allora, vediamo com'è bella stagione. Ah, quanto è bella stagione, senza lampe e senza dune, senza niente a camminare. Si può pagare la mattina, fai un bagno a margellina per fresca la palla. Una passia da mare, una barca a marucchiare, una sedella bionda a fianco a te. Ah, dici la verità, 100 anni da campare, ti dice che all'estate è una felicità. Ah, com'è bella stagione. Ah, com'è bella stagione, quando fai un pranzo buono tu ti senti più un re. Che tue parole imbuttite, sveglia cifra arrestuta, sento mare mocca a te. Tu pirza che su cusa, una pera e una cerasa, e doppa limonata che li ha fa. Ah, dici la verità, 100 anni da campare, ti dice che all'estate è una felicità. Ah, com'è bella stagione. Ah, com'è bella stagione, quando vide una pampona con bagno a passeggiare. Ah, con magari tavoline, che la veste fino a fine non ti fa più ragionare. E poi da suona notte, da vuota rindolietta, e si non si insurata di ansurare. Ah, dici la verità, 100 anni da campare, ti dice che all'estate è una felicità. Ah, com'è bella stagione. Abbiamo cantato questa canzone beh, anche nello studio. Allora, dopo una canzone diciamo classica, molto classica, passiamo invece a un tuo inedito tratto dall'LP e Fazzolettine. E invece questa volta sentiamo Cabina 33, Sì. che è scritta da Moxedano Ilio, Ilio. e dovrebbe essere però io vedo un'altra cosa sul video. Sì. Dovrebbe essere a Siponto. Sì,
a Siponto. È un videoclip girato a Siponto e questa canzone tratta di ricordi d'estate. Siamo passati dalla bella stagione. I fidanzatini lasciano la famiglia sulla spiaggia e se ne vanno a cabina. Ecco, questo è il succo della canzone. Va bene, allora vediamo Cabina 33. Che frenna sia d'amore che l'estate, non suona che non torna mai più, e non ci crede ancora che è fornuto, e giuramento che facevi tu, stringuto forte in coppa a questo cuore, tu mi dicevi non te lascio più, me lasciato con una bocca amara e sto morendo in nostalgia per te. Cabina 33, io innamoro di te, tu innamoro di me, stese solo azzurra in fronte a te, ma come si può fare? Cabina 33, io che passavo a te, tu che stringiva a me, e io che non avevo niente più. E le spezzate tu non t'hai visto più. Cabina 33, se fermo cuore quando pensa a te. Te cerca sempre non t'hai trovato, torna a sto cuore, non ce la faccio più, non tiene più sapore che sta vita, a quando solo me lasciato tu, non desiderio tengo in te, e che l'estate che non torna più. È stato un capriccio di st'amore, m'ha distrutto questa gioventù. Tu che stringiva a me. Stringiva a me, e io che non avevo niente più,
spezzate, e le spezzate tu non t'hai viste più. Cabina 33, se fermo cuore quando pensa a te. Mi dicevi del coro anche. Il coro, che era in questa sala di- ragazza che è un flauto quando fa il coro, cioè che fa Sì, sì. quel toni alti nella Mi dicevi canzone. che Moxedano e Ilio hanno scritto questa canzone e Gli arrangiamenti sono sempre di di Toniglio, Toniglio, sì, che era sempre contenta in sala di incisione. come pure la canzone che viene dopo. Sì, sì, infatti, quello che stavo per dire, che dopo, adesso vediamo anche un altro videoclip, Sì. tratto sempre dall'LP di Di Fazzolettina, Fazzolettina, che si chiama Tu sei un guaio. Eh. Dedicato Io a no, chi? però. No, dedicato alle Ma mogli, lì, alle mogli in generale, alle mogli in generale. come al solito. Qui è una comparsa, Sì, sì, non sì. è mia moglie, Eh sì, però è a casa nostra, Ah sì, non me lo ricordo questo è video. nello studio. Ah, non me lo ricordo. Ah, sì, sì, ho capito, ho capito qual è. Va bene, allora vediamolo perché è molto simpatico. Quando mi sono deciso che sto passo aveva fatto, appena ti incontrai mi innamorai di te. St'amore a prima vista mi è costato caro, perché mi sto pagando sto sbaglio piacere. Tu sei un guaio, tu sei un guaio, moglie mia non te posso sopportare. Tu allucca sempre, sera e mattina, ora sei morto, ho ragione tu. E succede una muina, si cerca di contraddire, si avvasta insieme per te salata, si sto malato, non mi credi tu, perché è malata, in questa casa, o dice che sei solo tu. Tu sei un guaio, tu sei un guaio, chi t'ha mandato a parteggiare, era una poca e guai miei, oltre a chi si tenga pure a te. Tu sei un guaio, tu sei un guaio, era mia non te posso provare, quando che sempre, sera e mattina, ora sei morta, ho ragione tu. E succede una muina, si cerca di contraddire, si abbassa insieme per te salata, io sto malato, non mi credi tu, perché è malata, in questa casa, tu dici che sei solo tu. Tu sei un guaio, tu sei un guaio, chi t'ha mandato a parteggiare, era una poca e guai miei, oltre a chi si tenga pure a te. E dopo questo video dedicato a tutte le donne, vabbè, agli uomini che danno fastidio alle donne sì, a casa quando si fanno i servizi, diciamo le cose come stanno, Sì, sì. che siete voi che date fastidio a noi quando facciamo i servizi, è tutto diverso, è diverso il discorso. Sì, Vabbè, allora, dopo invece queste canzoni inedite, sì, passiamo ad una, Una classica, ad classica. una classica Sì. che è Tutta per me. tutto va bene. Tutta per me. È una bella classica. È una bella canzone. Va benissimo. Questa di che
L'anno è del 1930, sì. di Lama Fiore. Fiore. Fiore di Sì, Lama. Fiore di Lama. Lama, sì. No, non Fiore di Lama Allora o di Loto. No, Fiore Fiore Lama, trattino Lama. Trattino Lama, va bene, correzione. Vediamo Tutta per me di Nino Delli. Tutta per me, di Fiore Lama, un'altra classica napoletana che è stata scritta nel 1915. Perfetto. Allora, Nino Delli, tutto per me e lui, tutto per voi. Per voi, sì. Tratto dall'LP Nasire Maggio. E din dall'ombra va sto cuore che non può dormire e canta chiagni amore, amore, tu mi fai morire. Ma se tu senti sta voce tremare, non mi credere, non t'affacciare. Io ma non canto per te, canto per te, ma non ti voglio vedere come una volta. Tu non sei niente per me, niente per me. Non saccio più che non mi tiene tu, Maria. Non raggi solo vostro cuore che non può soffrire, l'aria serena vostro amore che non può morire, s'aria serena e sto sole sei tu, non mi fa perdere sta gioventù. Sta luna argenta per te sospira ancora, più luce in cielo per me, la stella d'oro. Ti voglio tutta per me, tutta per me. Ti voglio bene, sì, solo tanto a te, Bellissima canzone, Sì. anche questa. Voglio salutare al mio amico Umberto della radio, allora che Radio Centrale. Radio Centrale, e Umberto Mastro Martino, Sì. che per questa canzone per lui era la fine del mondo. Gli insomma, piaceva tanto. bellissimo, gli piaceva tanto. E puntava sempre su questa canzone. Mi ricordo. Ciao Umberto, ciao. Metteva comunque tantissime Sì, canzoni tante alla canzoni. radio, Malerba, la Però Samba c'è così. mi ricordo su che questa Era qua, questa. tutta per me. Poi mi dicevi che c'era sì. il presentatore qui. Il presentatore, che è Gino Longo,
mando anche un saluto pure a lui, Certo. che mi presentava in queste edizioni qua, Queste trasmissioni. trasmissioni, edizioni blu. E dunque poi lui, abbiamo detto il 15, Sì, che è la diciamo che canzone del alcuni 15. libri riportano il 15, altri il 30. Sì, Alcuni libri sì, riportano... hanno trasferito al 30. Sì, sì, altri portano 1930. Diciamo che comunque non è che alla fine poi era... Non è tanto quando era stata scritta, ma quando era stata cantata, perché molti autori le scrivevano, ma poi venivano cantate magari dopo qualche anno o non subito a volte. Va bene. Se abbiamo, io so che tu ci volevi, abbiamo un manifesto, però non so se è questo qui, forse questo, è successo di Napoli, mi raccontavi un aneddoto Sì. che è capitato quando tu hai iniziato la tua carriera, anzi non avevi ancora inciso nulla e iniziavi i tuoi primi approcci anche su Napoli, perché all'inizio Sì. a Foggia, ci hai raccontato nelle puntate precedenti che avevi iniziato a Foggia, che molti ti avevano ascoltato e che ti incitavano a continuare a cantare e a studiare. Sì. Quando poi sei andato a Napoli, diciamo, racconta tu con chi e raccontaci di questo aneddoto. Dunque, con il maestro del Stefano, che in quel periodo stavamo insieme, mi portò a Ottavio, Napoli. mi pare, vero? Ottavio De Stefano. Ottavio De Stefano, sì. Mi portò a Napoli e mi fece conoscere una casa discografica. Io feci il provino, tutto a posto, e mi fecero il contratto discografico per 5 anni. Sì. Poi la casa discografica mi cambiò il nome d'arte. Sì. Toni De Ricari non Sì. me ne andava. Sì, ce lo E mi dicesti l'altra fecero volta. Franco De Caro. Sì. Franco De Caro. Sì, sì, sì. Va bene, hai cambiati diversi Sì. in questa Io poi occasione. venni a Foggia non piaceva il nome, perché a Foggia in dialetto Franco De Caro, Era brutto. Madonna, era brutto pure per me. A Napoli invece era bello, Franco De Caro. Ah. E non sapevo come fare, per non mi piaceva né uno né l'altro pure a me. Vabbè, andiamo avanti. E mi chiamano per fare delle feste a Napoli, feste di piazza. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto il Carmine, San Giovannil, Forcella abbiamo fatto, la Duchesca, Porta Capuano. Anzi, per Porta Capuano ci fu un incidente con Mario Abbate, Sì. il cantante Mario Abbate, che andava per la maggiore, perché Mario Abbate e Sergio Prodi erano i due grandi di Napoli, Sì, ai quali tu ti ispiravi. che io mi ispiravo, sì, di più a Mario Abbate. E allora si facevano 3 sere, però ognuno cantava per una sera solo. E la casa discografica mi fece cantare tutte e 3 le serate per farmi conoscere di più. Sì, sì. E allora, prima sera, seconda sera, io avevo successo. La terza sera venne il manager di Mario Abbate e disse: Franco De Caro, tu non devi cantare le canzoni. Che canzone devi cantare? Questa, no, dici queste le devi togliere, perché le deve cantare Mario Abbate. Vabbè, giustamente. Giustamente, Sì. erano le sue. Ti tirasti indietro. Sì, che potevo fare? E ripiegai per le altre canzoni. Altre canzoni, sì. Nel frattempo, dietro le quinte c'erano i giornalisti. Che avevano seguito un po' la Seguito polemica. e poi che avevano pure ascoltato Nei le giorni 2 sere, precedenti. 2 sere precedenti. Niente, la mattina seguente. Vabbè, ti fecero un'intervista probabilmente, ti chiesero un po' Sì, qualcosa mi di chiese, te. sì, però io non immaginavo che poi la mattina seguente dovevo trovare un attacco a Maria Abate. Non volevi questo. Non volevo questo. Non volevi perché questo. È logico, perché Mario Abate misero il Delli Carri sarà l'old singer di Mario Abate. Poi un foggiano dall'Ugo d'Oro. Sì. Poi Sì, c'è scritto un foggiano sì. Vabbè, a ovviamente. cui il cantante napoletano dovrà difendersi dal cantante foggiano. Sta in questo Una articolo, polemica poi. che magari Una polemica che io non volevo. che tu non Che volevi. poi ci fu nel dopo ci furono altre cose pure con Mario
e andavamo avanti così. Vabbè, Poi mano a vi mano siete devo chiariti dire, poi, ci proprio. siamo chiariti che non era colpa mia, no. Però devo dire una cosa, che io ero un fans di Mario Abate. Io a Mario Abate l'ho visto nel 1946, quando mio padre mi portò dietro il Teatro Giordano di Foggia, e Mario Abate era giovane, aveva 13 anni in più di me, e io mi feci fare l'autografo da Mario Abate, e lavorava in un teatro tenda che a Foggia lo chiamavano, si devono ricordare alcuni, si chiamava O Puducchiet si chiamava questo teatro tenda, che per un mese era una compagnia stabile, e c'era anche la sorella di Mario Abate, che in quella in frangente lì si fidanzò e si sposò con un foggiano, che io ricordo che si chiamava Mario, e stava nei pressi della piazzetta Rosati, abitavano di là. Ma lei... Mario Abate veniva ogni tanto e veniva a trovare la sorella. Ah, ecco. Io lo sapevo e io andavo a salutare pure a Mario, Ogni a Mario volta. Abate. Ma la Poi chi sorella... lo doveva dire che dopo dovevamo stare insieme a cantare. Ah, ecco, questo è nel tutto, festival. questo è tutto prima. Tutto allora. prima, nel ecco. 46. Ma la sorella di Mario Abate cosa faceva? Cantava Sì, o lo seguiva era solo? un po' più piccola di lui? Mario Abate. No, cantava. Ah, cantava E mi anche ricordo proprio la canzone che lui aveva delle trecce così, e gli cantava come t'ha fatta mamma, poteva farsi trezze Ah, ecco, cantavano insieme. Ho dei insomma. ricordi bellissimi belli. che mio padre mi portava. Allora, invece un'altra canzone che vogliamo far ascoltare è Simme Napoli Paesà. Simme Questa è Napoli sempre, diciamo, classica, però mi dicevi che più o Del meno 44, quando appena finì la guerra, guerra. e la canzone parla Simme appunto, Napoli è un chi ha avuto avuto e chi era sì, è dorato. un inno alla ripresa, diciamo, subito la ripresa dopo la Lo guerra. dicono tutti, chi ha avuto e chi era dorato, ogni cosa che succede. Prendiamola allegra, diciamo che sì. andiamo avanti, Io qui mi trovo a Palermo in una sfilata di moda, Sì. questo è il vestito che mi regalarono durante la sfilata. Diversi vestiti, mi ricordo, sì. perché andasti più di una volta, Sì. queste le sfilate Ero di Saint Laurent. ospite di Brunetto, si chiamava Brunetto, aveva anche una radio Lupara, Sì. e a presentare fu questo Brunetto e una cantante che ha avuto successo in questo periodo qua, Francesca Lotta. Ah, sì. Francesca Lotta. Francesca Era Lotta. giovanissima, aveva 16 anni, 17 anni. E poi ha avuto successo. Ed era ospite in questa trasmissione. No, lei conduceva proprio tutte ecco. le domeniche. Ah, ecco. Sì. Va benissimo. Facciamola sentire. Ah, va bene, ok. Allora, vediamo subito il video. Tarantella facendo secondo non vale più niente, passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccio in enno crespa gialla, mietta vesta più carella, con una rosa in dei capelli, sai che mi tengo a me. Tarantella facendo secondo non vale più niente per come perché basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, una nenna ancora a cuore, una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha rata, scordammi ciò passato, si me Napoli paesà. Tarantella sto mondo è una nota che sale a saluta che sta per cadere. Dice buono molto antica, che si sconda nei peccati, ho già te di mano a me. Io non poco fatta bene, penso male e penso bene, ma sta bocca corallina, cerca mia per me vasa. Tarantella siamo una nota, pigliamo un minuto che sta per passare. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, una nenna ancora a cuore, una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha rata, scordammi ciò passato, si me Napoli paesà.
chiede un'amica, non carre più mica dove da portare. Morenne e mo cantando, sei scordato coprifuoco, o soltanto camminare. Quando sta a Santa Lucia, signorice dice a noi, che ci steva a casa mia, sono rimasto soltanto. E che niente sapeva, ma nostalgia va vista a fornire. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, non è ancora a cuore una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha rada, scordammo ciò passato, si me Napoli paesà. Non è ancora a cuore una canzone per cantare. Chi ha avuto, chi ha rada, scordammo ciò passato, si me Napoli paesà. Bene, dopo questa canzone allegra Sì. invece parliamo di facciamo vedere una canzone un po' più come la vogliamo? Drammatica, sì, che poi non è altro che Fazzolettini, che porta il nome il titolo delle delle canzoni che abbiamo fatto vedere e sentire, ad ascoltare oggi. Di cosa tratta questo brano? Tratta di un bambino che vende i fazzoletti, fazzolottine per strada. Al solito posto si incontra con questa persona che poi è il padre. È proprio il padre. Ma lui non sa nulla che questo personaggio è il padre. Sì. Con varie domande che il papà fa al ragazzino, Sì. capisce che quello è suo figlio. Ecco. Gli fa tante domande durante la canzone. A Napoli si usa molto vendere i fazzoletti per strada, ancora oggi. Quando feci questa canzone, che era proprio all'inizio che in quel periodo cominciavano a venderli. venderli. Sì, no, ma spesso a Napoli accade spesso, si trovano spesso. E, mi dicevi che appunto questo bambino si sentiva attratto da questo signore e nasce una specie di di feeling, alla sì, fine si e riconoscono, si scopre che quello è il sono papà. papà e figlio. Va bene, vediamo questo video che vediamo Sempre. è del Teatro Lovaglio. No. Questo è per la strada, proprio Questo è proprio il originale. videoclip. Sì. Allora il videoclip, va benissimo. Questo è il video. Allora vediamo il videoclip. C'è un ragazzino, si chiama Enzo, mi pare. Si chiama Enzo come una canzone. Come nella canzone. E la madre si chiama Rosa, come la canzone. come nella canzone. Va bene, salutiamo allora Enzo e Rosa. Ciao Enzo. Dottor, aspettate un pacchetto di fazzolettini, tengo a mamma malata, 1000 lire. Dici tutto così, ma la verità è che nessuno più lo fa di capo. Dottor, vi giuro, è la verità. Voglio, come ti chiami? Enzuccio, E a Papatoio, non lo dico. non l'ho mai conosciuto. Chissà perché mi interessa tanto a sto aglione e fazzolettini. Ma dimmi ti chiamasse Cosentino e di stessi in casa sanità. Dottor, ma mi conoscete già? Vieni a casa, porta a casa, non ti metterò paura, io facetto una bravura e so pronto a riparare. Vicenzino si figlia, mamma lui si chiama Rosa, veramente una rosa, ingannai senza pietà. Non vado sono stata senza cuore e ti voglio dare questo peccato. Ma che fai, tu stai piangendo, non basarmi questi mani, sono che stata troppo infame e a te la già passata. Vorrei che fosse vero che lo che mi state dicendo. Pure io volessi tenere un padre.
Ma voi siete un signore. Chi sono suoni? Vicenzino, tu non mi credi, ma non è uno suono, è una realtà. Io ti so padre, ti so padre. E non ti fa ingannare che sta apparenza. Io sono solamente un caino e vaga semmanale sulle spine. Tu sei una prova e che sta infamità. Mamma tu si chiama Rosa, veramente una rosa, ingannai senza pietà, non vado senza cuore sul che sta, e tu voglio la che sto peccato, ma che fai tu stai cagnendo, non basarmi che sti stato troppo infame che a te lasciava sa. Dottore, papà si chiama papà. Ma io so papà tu, vieni, abbraccia. Eravamo quasi a c'è posta per te. C'è posta per te. Allora, noi vi salutiamo perché ormai siamo al termine della trasmissione, speriamo di avervi fatto buona compagnia, ringraziamo Nino Delli per averci portato tutti questi bei video e vi diamo appuntamento a martedì per la replica alle 21 e la domenica sempre il sabato alle 21 e, un saluto a tutti. Arrivederci, arrivederci a tutti. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vessa militare, usciabile e sciaccò, partite ciasi loca, in faccia a sto cuore vostro, ma via che cedo il posto, ora chi non lo vo. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, non si dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale a dit, sceglie che grado. Buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, usi in amiche faccio, quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, dunè, ma se mi faccio, usi dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante, Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, non si dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va.